Hai fatto matematica? Più o meno. E storia? Allora, i tedeschi bloccarono la fuga degli inglesi nel 40 a Bangkok. Dunkirk, Luca Dunkirk, non Bangkok. Vabbè, cosa ho detto io? Vabbè, comunque ho ripassato Pascoli e Foscolo, perché domani la Stracchiazzoppi interroga, no? Sì, Luca, domani interroga. Su D'Annunzio. Ma come su D'Annunzio? Ma dai! Vabbè, tu ti offri, vero? Sì, ma solo per la media, non lo faccio per te. Grande Ginevra, tu sei una grande! Io ti devo un favore. Uno? Vabbè, comunque a parte questo non dobbiamo fare altro, no? Beh, ci sarebbero da fare anche le tesine di ginnastica e di religione. Ok, ci ho provato. Boh, allora possiamo dire che abbiamo finito. Quindi io oggi PlayStation. No, dobbiamo guardare anche il tutorial per la maturità online che ci ha dato la Stracchiazzoppi. Ma figurati se io guarda, piuttosto che guardare il maturitorial, La io Stracchiazzoppi ha detto che domani mette 2 a chi non ha guardato il primo episodio. guarderò il maturitorial. La lady, la corona col corona è solo take away. Io rimango chiusa a casa, dimmi dove tu sei. Mentre tutti fanno sport, io mi muovo col delay. That's why the lady is a trap. È come un trip. Mentre fuori gira il virus, tengo chiusa la zip. Sono costretta a stare rinchiusa e mi sballo senza spati col tai chi. Ginevra, Sì? che cosa abbiamo appena visto? Ciao ragazzi, sono The Lady e oggi sono qui per mostrarvi come respirare bene nel giorno della vostra maturità online. Siete pronti? Sì! Non ti può sentire, è un tutorial. Giusto. Ci sono 4 step per respirare correttamente. Step 1. L'addome domina, il petto è stretto. Se respirate solo con il petto, il fiato è corto e facilecca e alla fine della frase anzimerete come un carlino. Dovete fare un respiro profondo e sentire il diaframma che lavora. Il diaframma è quel muscolo che divide a metà il busto. Se farete un respiro profondo, sentirete la pancia che si gonfia. Dai, Luca! Ah, non vedi che ti si gonfia solo il petto? Ma che ne sapevo io di avere un diaframma? Step 2. Quando respirate, non voglio vedere la faringe e le vostre carie dentali. Respirate con il naso. L'aria arriva bella pulita nei polmoni. Respirate con la bocca solo quando avete la sinusite. No all'esame di maturità. Se respirassi con la bocca sarei il KO fin dal primo pezzo. Luca, ma stai ascoltando? Tu non mi crederai, ma io ho davvero la sinusite. Cronica! Porca! Step 3. Una buona respirazione e anche una buona postura. Schiena dritta, testa alta, nessuno dà un buon voto al gobbo di Notre Dame. Una buona respirazione e anche una buona postura, ma è buono anche per l'immagine che date. Se la vostra immagine urla "sono il re del mondo", metà del lavoro è già fatto. Postum scriptum. Non serve a nulla stare dritti se non tenete spalle e collo rilassati. Sembrerete dei pali della luce e respirerete male. Coraggio! Ce la puoi fare, Luca, dai! Rilassati. Ma tu lo sai che dire rilassati non ha mai fatto rilassare nessuno? Step 4. Tu controlli il respiro, non è il respiro che controlla te. Quando la prof vi fa una domanda per fregarvi, è lì che potreste perdere il controllo. Quando l'ansia sale, è il momento di fare un respiro profondo. E adesso, ragazzi, compiti per casa. Distendetevi a pancia in su e ascoltate il vostro respiro per qualche minuto. Poi mettete una mano sull'addome e controllate se si gonfia. Se sì, state respirando correttamente. Se aprite la bocca per respirare, dategli un pugno e continuate a respirare col naso.
Stavo scherzando naturalmente. Aia! E per finire, quando l'ansia sale, non respirate in un sacchetto di carta o nella maglietta o in un Tupperware. Non c'è niente di meglio di un bel respiro profondo per calmare le cose e riportare la serenità. Sarete il re di questo di mondo. Ah, un ultimo consiglio. Siate voi stessi. La Lady vi saluta, ragazzi. In bocca al lupo. That's why the lady is a trap, a coin trip. È stato molto utile, vero Luca? Che ansia, Ginevra, che ansia! Dai, non esagerare. Sei ridicolo. Idiota. Qui dentro non funziona. L'esame sarà in presenza, in classe. Ma ne è sicura, professoressa? Assolutamente no. Dai, Luca. Questi tutorial possono tornarci utili comunque. Sono il re del mondo. Maturitorial per oggi finisce qui. Ma hai sentito? Lo dice la Lady. Usa bene il diaframma e respira col naso se l'orale è un dramma. Con Maturitorial finalmente sei pronto. All'esame sarai il re del mondo!